Ossessionato da questa idea, si comprende che mi sarebbe difficile non concludere che il più perfetto tipo di bellezza virile è Satana. Ma che cos'è Satana in fondo se non il simbolo di quei bambini disobbedienti e imbronciati che chiedono allo sguardo paterno di congelarli nella loro essenza di singoli e che fanno il male nella cornice del bene per affermare la propria individualità e farla consacrare. À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve. Indomabilmente ha dovuto, non diversa la mia speranza, vi si slancia a scoppiare lassù, perduto tra furia e silenzio, estranea voce nel folto, oh, da nessuna eco seguita, l'uccello che mai si ascolta 2 volte nella vita. L'esaltato cantore così spira, e se non dal suo petto, dal mio è uscito il singhiozzo peggiore. Lui, straziato intiero, resterà sopra un sentiero. À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve. Nel bosco c'è un uccello, il suo canto ti fa fermare ed arrossire. C'è una parabola che non suona, c'è un burrone con un nido di bestie bianche, c'è una cattedrale che scende, un lago che sale, c'è una carrozzina abbandonata nel bosco ceduo che scende per il sentiero correndo adorno di nastri. C'è una compagnia di piccoli commedianti in costume, intravisti sulla strada, attraverso il margine del bosco. C'è infine, quando si ha fame e sete, qualcuno che ti scaccia. Io sono il dotto dalla poltrona scura. I rami e la pioggia sbattono contro la finestra della biblioteca. Io sono il viandante della strada maestra attraverso i boschi nani. Io il rumore delle chiuse che copre quello dei miei passi. Vedo a lungo il malinconico bucato d'oro del tramonto. Ecco, io sarei volentieri fanciullo abbandonato sulla diga che si slancia verso l'alto mare, il piccolo valletto che cammina lungo il viale, la cui fronte tocca il cielo.